Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Azzano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position. Gentili amici e amiche alla visione all'ascolto, buon pomeriggio, seconda edizione della nostra linea diretta. Vedete già collegato con noi il sindaco di Tricesimo Giorgio Baiutti, con il quale tra poco parleremo di novità legate al territorio. Prima però innanzitutto buon pomeriggio signor sindaco. Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, leggo velocemente una notizia e poi vengo direttamente da lei. Allora, presenteranno nelle prossime ore un nuovo ricorso al TAR contro la seconda ordinanza firmata dal governatore Massimiliano Fedriga, che blocca ancora una volta la ripresa della didattica in presenza nelle scuole superiori di secondo grado della regione. Ad annunciarlo è l'avvocato Filippo Pesce, che rappresenta lo stesso gruppo di genitori che ha presentato il primo ricorso, accolto dal TAR la settimana scorsa. Sto predisponendo il testo del ricorso che sarà presentato entro la serata o al massimo più tardi domani mattina. Lo ha riferito pochi minuti fa il legale direttamente all'ANSA. Allora torniamo invece con il nostro ospite Giorgio Baiutti. Perché l'ho chiamato? Per un semplice motivo, signor sindaco, l'ho chiamata per sapere un po' queste novità, no? Riapre in un certo senso il centro di accoglienza di Tricesimo e allora meglio di lei che conosce la situazione, volevo sentire direttamente dalla sua voce quali sono le novità. Ma le novità sono sostanzialmente collegate al fatto che la prefettura aveva già dismesso sostanzialmente alla fine dell'anno il centro di accoglienza per quarantenati di Tricesimo, che ha trovato spazio nella foresteria del Castello dal mese di maggio-giugno in poi, con l'impegno ovviamente a non occuparlo più. C'è stata, diciamo così, un'esigenza, da quel che ho capito, tra l'altro l'ho capito stamattina perché non avevo avuto informazioni in questo senso, un'esigenza legata al fatto di dover appunto ospitare lì 12 nuovi arrivati per il periodo di quarantena che è codificato dal Dipartimento di Prevenzione, e quindi ci potrà essere, diciamo così, anche qualche altro arrivo nelle prossime settimane, però dal 1° sostanzialmente il Castello, per un'intesa intercorsa con l'Arcidiocesi di Udine, viene preso in locazione dal Comune per esigenze legate alla ristrutturazione dei plessi scolastici, ma anche per ridare al castello stesso una fruizione di tipo culturale. Certo. Senta, per quanto riguarda la struttura, immaginiamo, io ho avuto la fortuna di visitarla già prima, no? Quando praticamente già l'anno scorso, sia in periodo di accoglienza e sia in periodo per quanto riguarda le persone accolte in caso di emergenza, per quanto riguardava la prima fase del Covid che era stata realizzata sempre in quell'area. Ecco, rispetto a quello che si è visto quest'estate ci saranno delle novità importanti, no? Nel senso che non vedremo l'afflusso. Oppure, no, diciamo, come era successo lì in mercato a cielo aperto, tanto per essere chiari. No, certo. Tra l'altro la foresteria del Castello ha una capacità di ospitare fino a 37-38
posti letto, e quindi sostanzialmente adesso in questa fase siamo a 12 posti letto che sono occupati. Quest'estate c'è stato veramente invece diciamo così, un periodo terribile per coloro i quali erano ospitati all'interno dei pullman sul piazzale, ma anche per l'amministrazione comunale, per tutti coloro, cittadini e non, che frequentano abitualmente il santuario della Madonna Missionaria, che è un luogo di riflessione, di preghiera molto diffuso nella comunità. Certo. Senta, la sensazione, parlo chiaramente da semplice cronista di provincia, no, a cui il voyeurismo non gli si addice, la sensazione è che da parte delle istituzioni ci sia ancora il famoso detto, no, armiamoci e partite, per quanto riguarda la situazione dei migranti. No, il problema è che in questi mesi, tra le altre cose, diciamo così, c'è stato un rallentamento ovviamente degli arrivi, dei flussi, anche se noi tutti conosciamo un po' qual è la situazione in alcuni campi improvvisati della Bosnia-Herzegovina, dove appunto soggiornano in condizioni veramente assurde migliaia di migranti che tendono, diciamo così, a percorrere la cosiddetta rotta balcanica. Quindi diciamo così, in qualche modo bisogna far sì che le forze di polizia nazionali, il governo, per quel che può anche la regione, ecco, abbiano coscienza piena, ecco, di quello che potrà arrivare nei mesi futuri. Certo è che per ciò che riguarda, ecco, la nostra struttura qui castellana, l'idea, che credo che sia un'idea corretta, giusta, insomma, ecco, di un bene che è stato ristrutturato con fondi ingenti dopo il terremoto, che è un bene vincolato, che merita di essere valorizzato nel modo migliore, ecco, non si presti a questo tipo di destinazione. Certo. Possiamo dire, mi permetta, signor Sindaco, possiamo dire anche per i suoi concittadini, accoglienza sì, ma con, diciamo così, con discrezione in un certo senso. Certo, certo, questo sì, ma ecco, devo anche riconoscere che in questi ultimi mesi del 2020, dopo le vicende appunto estive, sostanzialmente gli ospiti che sono all'interno della struttura ovviamente non hanno nessuna possibilità di uscire, nessuna possibilità di fare, diciamo così, azioni che possono andare in contrasto con quella che è la civile convivenza, ma sono stati anche gestiti dalla Croce Rossa in modo molto buono, insomma, ecco, non ci sono stati episodi di nessun tipo all'interno della struttura stessa, e i 15 giorni canonici di quarantena vengono generalmente rispettati anche nel modo migliore da ragazzi giovani prevalentemente, che trovano ospitalità per la prima volta qui in Italia e che quindi hanno, diciamo così, il timore, diciamo così, che deriva dal fatto di essere appena arrivati, e quindi ecco, di avere anche rischi di essere respinti nel caso in cui non si concretizzino e verificano quelle che sono le caratteristiche proprie per una ospitalità nel nostro paese. Certo. Senta, giusto per essere chiari, no? Ma lei lo ha detto, ma sa che è meglio ribadirlo sempre due volte il concetto, perché c'è sempre quello che non capisce. Chiaramente si tratta di sistemazione provvisoria per quanto riguarda il periodo di quarantena, non è un hub, Esatto. ecco, tanto per essere chiari. No, il periodo solo di quarantena, che prevede, diciamo così, l'effettuazione di 2 tamponi, però nel caso in cui uno degli ospiti in uno degli ospiti venga rilevata una positività, l'ospite stesso viene spostato, cioè gli ospiti, diciamo così, positivi non possono rimanere all'interno della struttura. Tra l'altro, in questo gruppetto di 12 persone che sono appena appunto arrivate, credo siano arrivate domenica mattina, ci sono, diciamo così, a dispetto anche del numero ridotto di emigranti, c'è una presenza sia di cingalesi, di somali, di libici e di pakistani, quindi ecco, c'è una variegata provenienza da parte di queste persone che sono arrivate qui in Friuli, sono state recuperate, ecco, lungo le strade che portano verso Udine.
Senta, per concludere, poi la lascio, signor Sindaco, perché anche lei giustamente ha i suoi impegni e non la voglio trattenere di più. Il ruolo dell'amministrazione comunale in questa operazione, in questa terza fase, usiamo questo, visto che va molto di moda, no? In questa terza fase della questione migranti, visto che la gestione diretta è della Caritas, Sì. però il ruolo del comune qual è? Ecco, è solo quello di supervisore, di tenere controllata la situazione, No, in di qualche intervenire modo, se richiesto e via dicendo. no, le azioni di supporto, se servono, le abbiamo sempre date e continueremo a darle. Ovviamente in questo caso, diciamo così, c'è un'attività minore che viene effettuata dalla Caritas nella nostra struttura, perché la struttura è a disposizione della prefettura che si avvale della Croce Rossa, quindi è gestione totale alla Croce Rossa, anche se la Caritas, per ciò che riguarda indumenti ed altre, diciamo così, iniziative di sostegno, è presente, al pari dell'amministrazione comunale. Insomma, quando ci sono state delle esigenze particolari legate alla gestione, ecco, dello spazio, in qualche modo siamo intervenuti, insomma, ecco, quindi non c'è una collaborazione, come è giusto che sia. La lealtà delle collaborazioni tra istituzioni ci deve essere sempre, insomma, ecco. Certo. Bene, io la ringrazio, signor Sindaco, per questa partecipazione, dove ha spiegato molto bene qual è la situazione, perché, ripeto, c'è sempre quello che capisce Roma per Toma, no? Perché giustamente lei ha sottolineato, l'abbiamo ribadito di nuovo nel concetto, dalle sue vive parole, è soltanto una struttura dedicata alla quarantena, non si tratta di hub e via dicendo, perché lei lo sa, il tam-tam mediatico parte e poi c'è tanta confusione, no? Come si dice in questi casi. Allora è giusto spiegare, si sente, come si dice, la televisione arriva, parla direttamente, magari qualcuno dice ma io avevo detto una cosa poi invece è venuta a fare un'altra. Qui, come si dice, voce diretta senza nessuna censura o, diciamo, manipolazioni del caso. Grazie ancora al sindaco Giorgio Baiuti, buon lavoro e quando vuole, insomma, siamo sempre a completa disposizione. Grazie ancora a lei, grazie ai nostri telespettatori. Per quanto riguarda Linea Diretta, torniamo più tardi, parleremo della situazione dedicata a Pordenone città, non vi dico altro, intorno alle 15:30 avremo un ospite collegato da Pordenone per parlare di problemi e non solo legati alla città in riva al Noncello. Dunque vi do appuntamento intorno alle 15:30 sempre su friulitv.net con la trasmissione Linea Diretta. E come si dice nella lontana provincia dell'Impero, mandi e alla prossima. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay. Sono Claudia Zano, la titolare, e vi aspetto per le mie specialità. Cosa aspettate? Claudin, food, wine, music e sei in pole position.